Bentrovati carissimi di Tenna TV e Radio Palazzo Carli. Oggi martedì 19 dicembre, martedì dell'ultima settimana in preparazione all'Avvento, nella novena di Natale. Vogliamo vivere questo incontro ascoltando un lungo brano della parola di Dio che racconta di un incontro molto particolare e con un annuncio molto bello. Per fare questo invochiamo il dono dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Il Vangelo è tolto da Luca, capitolo 1, versetti 5-25. Lo ascoltiamo. Al tempo di Erode, re della Giudea, vi era un sacerdote di nome Zaccaria della classe di Abia che aveva in moglie una discendente di Aronne di nome Elisabetta. Ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile e tutti e due erano avanti negli anni. Avvenne che mentre Zaccaria svolgeva le sue funzioni sacerdotali davanti al Signore durante il turno della sua classe, gli toccò in sorte, secondo l'usanza del servizio sacerdotale, di entrare nel Tempio del Signore per fare l'offerta dell'incenso. Fuori, tutta l'assemblea del popolo stava pregando nell'ora dell'incenso. Apparve a lui un angelo del Signore, ritto alla destra dell'altare dell'incenso. Quando lo vide, Zaccaria si turbò e fu preso da timore. Ma l'angelo gli disse: non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno nella sua nascita, perché egli sarà grande davanti al Signore. Non berrà vino né bevanda inebrianti, sarà colmato di Spirito Santo fin dal seno di sua madre e ricondurrà molti figli di Israele al Signore loro Dio. Egli camminerà innanzi a lui con lo spirito e la potenza di Elia, per ricondurre i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti e preparare al Signore un popolo ben disposto. Zaccaria disse all'angelo: come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni. L'angelo gli rispose: io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato mandato a parlarti e a portarti questo lieto annunzio. Ed ecco, tu sarai muto e non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno, perché non hai creduto alle mie parole, che si compieranno al loro tempo. Intanto il popolo stava in attesa di Zaccaria e si meravigliava per il suo indugiare nel Tempio. Quando poi uscì e non poteva parlare loro, capirono che nel Tempio aveva avuto una visione. Faceva loro dei cenni e restava muto. Compiuti i giorni del suo servizio, tornò a casa. Dopo quei giorni Elisabetta, sua moglie, concepì e si tenne nascosta per 5 mesi. Diceva: ecco che cosa ha fatto per me il Signore nei giorni in cui sei degnato di togliermi la vergogna fra gli uomini. Incontriamo oggi un'altra famiglia e poi anche nei Vangeli dei prossimi giorni queste due famiglie ci accompagneranno. Ieri era Giuseppe, uomo giusto, insieme con sua moglie Maria. Oggi Zaccaria e Elisabetta, anch'essi vengono definiti dalla scrittura, ambedue erano giusti davanti a Dio e osservavano irreprensibili
tutte le leggi e le prescrizioni del Signore. Anche loro, come Giuseppe, erano un uomo e una donna, Zaccaria e Elisabetta, che vivevano un legame con Dio. Per questo Dio trova in loro un terreno per compiere una novità di vita. Oggi Zaccaria lo chiamo così uomo incredulo. Perché? Perché dalla grande descrizione che abbiamo ascoltato, lui è un uomo inserito in una grande esperienza di fede, sacerdote della classe di Abia, anche la moglie, discendente di Aronne. Sì, è dentro un'esperienza molto antica di fede e vive insieme con sua moglie l'esperienza di fede, va a svolgere le funzioni sacerdotali davanti al Signore secondo il turno della sua classe e vive anche la preghiera dell'offerta dell'incenso. Un uomo che ha una profonda spiritualità, un uomo religioso diremmo noi. Eppure, a causa della sua esperienza di vita, ormai vecchio, di fronte all'incontro l'incontro profondo, spirituale, visione la chiama, capirono, il Vangelo la chiama, capirono che nel Tempio aveva avuto una visione. Di fronte alla visione e a questo annuncio che gli viene fatto, lui si pone incredulo. Come potrò mai conoscere questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni. C'è una chiusura che quest'uomo, pur che ha vissuto tanti anni un'esperienza anche religiosa profonda, di fronte alla novità di Dio. Può essere che anche il nostro cuore, il cuore del credente dell'uomo d'oggi, il cuore dell'uomo credente di oggi, possa far fatica alcune volte. Sì, si spera, poi però ci viene il dubbio, ci viene la fatica, lo vedrò veramente questa cosa? Perché anche nel cuore magari lo si crede possibile, ma c'è come una fatica nel credere rispetto a una realizzazione oggettiva, materiale, esterna a noi, imminente. Come potrò conoscere questo? Non riuscirò a vederlo. Così Zaccaria, in questo cammino ormai prossimo al Natale, ci mostra questo atteggiamento che può abitare anche il cuore nostro di fronte ad alcune situazioni nelle quali noi speriamo e non c'è realizzazione di quella speranza. Ci viene però incontro un secondo aspetto, che è rivelazione del volto di Dio. Dio, in questo Vangelo che abbiamo ascoltato, si rivela come colui che esaudisce le preghiere. Notate l'angelo cosa dice: non temere Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita, tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Ci viene svelato dalle parole dell'angelo qual è la richiesta della preghiera di Zaccaria, di diventare padre e sua moglie mamma, di avere un figlio. E Dio conosce la preghiera sua, non solo la esaudisce, gli annuncia che l'ha esaudita la preghiera, ma che poi anche questa realizzazione della sua preghiera gli darà gioia, avrai gioia ed esultanza. Non c'è cosa più bella che una preghiera che noi per tanto tempo serbiamo nel cuore con speranza, il Signore la raccoglie, la realizzi, e non soltanto la realizzi, ma anche produca in noi gioia ed esultanza. A dire vedo anche negli altri, e molti si rallegreranno della sua nascita, e addirittura la grandezza di questo bambino che nasce dalla preghiera però di Zaccaria e Elisabetta, egli ricondurrà i cuori dei padri verso i figli e i ribelli alla saggezza dei giusti, per preparare un popolo ben disposto. Che grandi cose che farà. Dio esaudisce la preghiera. Se ci viene talvolta il dubbio,
non soltanto come Zaccaria, di non riuscire a credere quando facciamo un'esperienza di Dio che quella è vera e che può portare, se ci viene il dubbio, il Vangelo ci dice oggi in modo chiaro, Dio esaudisce le nostre preghiere, le conosce, le esaudisce. Avviciniamoci al Natale allora con questa fede che sia per noi, che sia per gli altri, viviamo momenti di preghiera in questa settimana, nei quali come Zaccaria presentiamo la nostra preghiera, la preghiera per le persone che amiamo, perché possiamo tutti trovare vita nuova, tutti uscire da quella condizione di fatica, vergogna, che può abitare il nostro cuore. Come fanno Zaccaria e Elisabetta? Si aprono alla potenza dello Spirito Santo. Preghiamo allora, invochiamo il Signore Gesù che viene con l'antifona maggiore di martedì 19 dicembre. Ora dice di esse, che sei un segno per i popoli. Innanzi a te i re della terra non parlano e le nazioni ti acclamano. Vieni e liberaci, non fare tardi. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona giornata a tutti.